Restano gravi le condizioni del bambino di 5 anni che ieri pomeriggio, intorno alle 5:40, è stato investito all'incrocio tra via Cairoli e via Bixio, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Padova. È bastato un attimo di disattenzione, una corsa dopo essersi staccato dalla mano della mamma in direzione della strada. In quel momento passava l'auto guidata dal dottor Domenico Crisarà. Il presidente dell'Ordine dei Medici ha tentato di frenare, ma il piccolo è sbucato fuori all'improvviso. L'impatto violento, il bambino ha sbattuto la testa ed è caduto a terra. Il medico è subito sceso dall'auto e con competenza ha prestato i primi soccorsi e allertato il 118, che è arrivato a sirene spiegate e ha portato il bambino in pronto soccorso pediatrico. Il dramma sotto gli occhi della mamma del piccolo, una donna nigeriana che ieri pomeriggio era uscita di casa per fare una passeggiata. Al momento dell'incidente stava parlando con un'amica. Il figlio, fatti pochi passi, ha iniziato a correre verso il centro della carreggiata, poi il rumore dei freni e il botto. Ora è ricoverato in pediatria, cruciali le prossime ore per la sua ripresa.